io faccio di nuovo il video e voi vi chiederete se io ho un po' di cose di Violetta. Della verità ne ho solo 2, l'uovo di Pasqua con le cose che ci saranno dentro, ma io non lo so ancora, e la collana di Violetta. Adesso ve la mostro. Aspettate, dovrebbe essere, ecco questa, la vedete? Sì, bene. Dove l'ho trovata? Per caso ce l'avevo una mia amica, e quindi voi chiedete alla vostra amica o sorella, gemella, se ha una collana più o meno uguale a questa. Se dicono di sì, vuol dire che avrete la collana di Violetta. E quindi se seguite la serie di Violetta, seguite dell'uovo che vi ho dato io il consiglio prima, allora vuol dire che siete molto emozionati e che voi potete sempre cercare cose di Violetta, cose che sono di Violetta della seconda stagione, diventeranno un mucchio, usciranno fuori. Se volete potete prendere anche il CD in edicola, 2,60 € mi sembra. Voi seguite quello che dice di fare il vostro corpo. Se il vostro corpo è anche interessato a Violetta, seguite quello che vi dice il vostro corpo. Adesso mi sa che la nostra intervista è finita qui, anche perché ne ho già fatti tanti di video oggi e ieri, però può darsi anche che ce li vedremo tipo domani, dopodomani. Se passiamo la Pasqua qui, per Pasqua vengo a fare un video, ma non ne sono molto sicura che a Pasqua vengo. Può darsi. Il nostro video è finito qui. Spero che vi sia piaciuto. Tanti baci a voi, grazie.